Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima ed Eolojet si porta a condurre su Eleomeda Jet, Estasi di No all'esterno, poi Epsom dei Greppi in ultima posizione. Prova Marco Stefani ad accelerare per farsi quantomeno posto allo steccato con Estasi di No e ci riesce. Così Eolojet al comando, Estasi di No in seconda posizione, in terza Eleomeda Jet, in quarta Epsom dei Greppi. 15 per il paletto d'approccio alla corsa e ora presumibilmente ci sarà una marcia di trasferimento per poi andare con una volata finale che lancerà ovviamente Estasi di No quando deciderà di spostare. C'è comunque un paletto ancora svelto intorno al 15 davanti alle tribune, 30 per i primi 400 metri di corsa. Eolojet che conduce sempre su Estasi di No, Eleomeda Jet ed Epsom dei Greppi. Il battistrada è un figlio di Wishing Stone che resta su un secondo posto sulla pista e per il momento controlla la corsa dalla posizione d'avanguardia. 1-1,5 per il primo giro di corsa con un 31,7 di secondo quarto. In seconda posizione sempre Estasi di No che segue il battistrada. La leva di Marco Stefani e Francesco Alessandrini resta su 3 vittorie consecutive quando siamo al chilometro in 1:17,3. Eleomeda Jet segue terza avanti ad Epsom dei Greppi davanti alle tribune. Sembra iniziare a muovere all'esterno Marco Stefani che si affaccia su Eolojet. 37 per la terza frazione. Si affronta per l'ultima volta la curva di destra con il battistrada che controlla, ritorna in scia Estasi di No. Quando siamo a 600 metri dalla conclusione, una frazione ancora lenta in 15,5 per la curva di destra. Eolo al comando, Estasi che segue, poi Eleomeda, quindi perde terreno Epsom dei Greppi, sposta ora con decisione Estasi di No che viene privata dei tappi estraibili per dare l'attacco ad Eolojet. C'è un 15 sulla retta opposta alle tribune, Eolo al comando ed Estasi che attacca, Eleomeda che segue i primi due da vicino. Quando siamo a 300 metri dalla conclusione, Eolojet che allunga, Estasi di No che prova a raggiungerlo. 14,4 la piegata conclusiva, Eolojet in vantaggio, riprende una lunghezza chiara all'ingresso della retta, Estasi che prova ad impegnarsi al largo ma Eolojet sta controllando. Eolojet che vince facile il terzo successo in carriera per l'allievo di Alessandro Gocciadoro, portacolori di Maria Chiara Pedone. 28,4 per gli ultimi 400 metri, 1,16,2 per il doppio chilometro di testa del figlio di Wishing Stone e Upupa Jet che in semplice coast to coast regala il primo successo in giornata ad Alessandro Gocciadoro che è allenatore e guidatore dell'allievo di Maria Chiara Pedone.